già nella prima parte di alcuni problemi legati alla nostra salvaguardia della specialità. Allora, Friuli e Trieste. Sì, buonasera a tutti. Abbiamo sentito alcuni interventi precedenti in cui i signori dichiaravano apertamente che la specialità regionale non esiste più. Ecco, noi nel nostro punto principale del programma abbiamo sempre avuto il discorso della separazione tra Friuli e Trieste e pensiamo che in questo momento sia l'unico modo per poter salvare quel po' di specialità che ancora è rimasta. Noi vorremmo diventare o una regione o una provincia autonoma del Friuli, tipo Bolzano, Trento, e una regione che sia multietnica, multilinguistica, con tutte le lingue a parità, sloveno, friulano, italiano e tedesco, e che Trieste continui la sua strada con il suo porto, perché adesso che stanno duplicando il canale di Suez, no, ci saranno 97 navi al giorno che passano, quindi penso che sarà un punto strategico importante per l'intera economia nazionale. Sì, sì, ma anche per noi friulanici. Solo che il problema è che se le navi che vengono su da Suez vanno ad Amsterdam invece che andare a Trieste, è perché facendo 5 giorni di navigazione in più significa che dal porto di Amsterdam un contenitore esce dopo 3 giorni, dunque loro impiegano 5 giorni in più 3 giorni, 8 giorni. Si vede che facendo i conti della serva, da Trieste i container escono con un numero di giorni maggiore di 8. Insomma, staremo a capire un po' come andranno le cose. Comunque l'importante è che ci sia questo progetto che sta andando avanti e voi ci state lavorando sopra. Sì. Bene, grazie a Lucio Tonelli per il suo intervento. Avremo anche altre occasioni con lei di averla ospite qui da noi. Grazie a voi gentili telespettatori per la visione e l'ascolto. Andamento Borsino.